Quello che vedete alle mie spalle è il cancello chiuso della scuola media Antonio Mendola di Favara, che vedete distrutta alle mie spalle. È da decenni che questo cancello è chiuso, da quando la scuola è stata dichiarata inagibile, e da lì il suo degrado, il suo abbandono e naturalmente la sua inutilizzazione. Oggi si prospetta una nuova vita per la scuola media Mendola. Infatti, grazie a un finanziamento del PNRR sono stati ottenuti dei fondi per lavori che consentiranno l'abbattimento e la ricostruzione di questa importante struttura scolastica proprio al centro di Favara. Oggi la consegna dei lavori e la posa della prima pietra. Sì, è una giornata importantissima. Oggi la prima pietra, chiamata così, in realtà abbiamo dato la prima mazzata perché verrà demolita e ricostruita. Un lavoro enorme fatto in questi 2 anni, un lavoro di collaborazione. Abbiamo avuto la fortuna e la capacità di far mettere tutto in sinergia, uffici comunali, parte politica, consiglieri comunali, liberi professionisti, che tutti insieme ci hanno dato la possibilità di raggiungere questi enormi risultati. Molti non ci credevano all'inizio del nostro mandato, non credevano che si potevano sfruttare così bene i fondi PNRR e molti non credevano che questa scuola potesse riprendere vita. Oggi la prima pietra. Io spero che oltre a consegnare alla città una scuola moderna, efficiente, energeticamente autosufficiente, aperta alla città perché è vissuta e costruita in questo modo, possa essere anche l'inizio per ridare vita al centro storico, perché ricordiamo che quando questa scuola purtroppo è stata chiusa, questo quartiere è morto perché le attività sono andate via. Oggi noi speriamo di rivitalizzare parte del nostro centro storico anche quando questa scuola finalmente avrà nuova vita e si spera i lavori devono essere completati da contratto entro marzo 2026. Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione della vecchia scuola e l'inserimento di quella che è la scuola primaria, secondaria e le classi dell'infanzia e la realizzazione di una nuova palestra. Il progetto di fatto segue quelli che sono i dettami legati alla sostenibilità, nasce da un concorso di progettazione voluto dal Ministero che vedeva Favara una delle 250 scuole che si erano candidate alla progettazione, al concorso. Noi come Studio M3 insieme allo Studio AB Group, Chifari e Giulia Pentella abbiamo vinto il concorso e realizzato la progettazione esecutiva che è stata consegnata a settembre e quindi oggi si dà l'avvio ai lavori. La scuola ha una particolarità di fatto, oltre ad essere legata a quelli che sono i dettami delle nuove scuole innovative, quindi una nuova scuola a tutti gli effetti, segue quelli che sono i caratteri legati alla sostenibilità. È una scuola NZEB meno 20% con un grosso impianto fotovoltaico e prevede il riutilizzo di molto del materiale che verrà proveniente dalle demolizioni e che verrà utilizzato attraverso un processo complesso di frantumazione in situ, verrà riutilizzato proprio all'interno delle fondazioni. La Mendola è la scuola storica di Favara e quindi riavere una struttura modernissima, molto funzionale, valida per portare avanti progetti educativi, senza dubbio è un grande risultato che noi come amministrazione siamo riusciti a realizzare. È finanziata tramite PNRR, un progetto molto innovativo, moderno, e quindi oggi salutiamo questa posa della prima pietra come la rinascita di Favara da un punto culturale e sociale.